Siamo in un luogo davvero speciale oggi, siamo a Barbisano, in questo storico magazzino della frazione di Pieve di Soligo in compagnia di Federico Lucchetta. Un passato importante nell'ambito della ristorazione, però una grande passione per l'arte. Sono un grande amante dell'arte, soprattutto del mondo dell'antiquariato, quindi di tutto quello che riguarda il passato, no? L'idea mi è balzata una notte, stavano facendo il municipio nuovo di Pieve di Soligo, un bel palazzo pieno di storia e non so, ho detto devo fare qualcosa di bello per poter donare a tutta la comunità e mi è venuta questa idea che poi ho maturato col tempo e anche con dei consigli di storici e non solo. E abbiamo cercato di trovare, vedi dico abbiamo, perché dietro una grande opera c'è sempre comunque la presenza di tante persone, anche gli antichi, anche i vecchi artisti, anche i storici hanno sempre questo richiamo dell'idea che poi viene comunque presa in considerazione e sviluppata insieme, perché è soltanto le idee di tanti che poi unendosi riescono a creare. Magari non sappiamo il nome, è di Raffaello Sanzio, tra l'altro quest'anno questo grande artista sono i 500 anni dalla morte e lui aveva posto La scuola di Atene, un'opera che era stata, diciamo, era nata per essere nei musei vaticani, o meglio nelle stanze della segnatura, che erano le stanze dove viveva il Papa 500 anni fa. Lui già all'epoca cosa aveva fatto? Aveva pescato dal passato e aveva attualizzato i personaggi ai loro giorni. Hai pensato alla tua Pieve prima di tutto, certo, perché noi vediamo la frazione di Solighetto alla mia destra, il Duomo, quindi il cuore di Pieve di Soligo davanti a me, e anche la frazione di Barbisano dove adesso ci troviamo. Sì. E poi, come stavi dicendo, ci sono i personaggi più significativi della tua comunità. Personaggi del passato che hanno contribuito, quindi non era necessario appunto che ci fosse questo legame, ecco, di nascita. Per primi Beato Tognolo, una figura importantissima, non era di Pieve di Soligo, aveva la moglie di Pieve di Soligo, però col suo contributo, con la sua affezione, ha fatto sì di alzare, di renderla quasi santa, potremmo dire. Di renderla santa, sopotrutto in quest'ultimo periodo. E davanti a me invece? Beh, l'emblema dell'arte, Andrea Zanzotto, il sommo poeta, è stato paragonato a Petrarca non a caso, quindi una persona attualissima, io l'ho conosciuto, è stato un onore per me, anzi ero un cliente quando avevo ancora il ristorante. Perché hai voluto metterlo proprio al centro della tua opera? Perché credo che l'arte sia sempre un punto di incontro, parlando d'arte non si sbaruffa, dico io, ecco. L'arte è una cosa che può avere dei punti di vista, si può vedere in modi diversi, però alla fine è incontestabile. Ecco, se l'arte è pulita, è vera, non ci sono dei freni, ecco. Non possiamo dimenticare Toti Del Monte, cantante lirica, io l'ho ripresa con la veste della Butterfly, che era la sua aria prediletta, e penso che sia giusto anche rendere merito al campo femminile, ecco, che forse una volta, essendo che questo è un dipinto dove sono tutti purtroppo morti, è giusto, non ci sono molte donne, perché una volta magari le donne non venivano così valorizzate, quindi avere la possibilità di trovare delle donne all'interno del dipinto penso sia molto attuale e sia anche una questione di pareggiare, di riuscire a una par condicio, ecco, dico io. Quindi Toti Del Monte ha proprio lo scettro per quanto riguarda Pieve di Soligo, ecco, gli dobbiamo questo grande onore, questo grande merito, insieme a Lino Toffolin, che è io sono un ristoratore, non è stato messo Lino Toffolin perché dovesse essere legato alla ristorazione, semplicemente perché come bottega storica nel 2019, quando mi è stata commissionata l'opera, c'era Lino Toffolin e Sartor Giovanni Pescivendolo. I due hanno preso riconoscimento proprio nel 2019 come bottega storica, quindi per raggruppare un po' anche quello che è stato il commercio, ecco, per trovare due persone ho preferito l'imprenditorialità, insomma, di successo. Sì. Sopra di noi vediamo le colline UNESCO adesso e queste splendide montagne. Qui non c'era la volontà di fare una fotografia,
Qui era proprio la volontà di di raccontare, no? Doveva essere una questione, una cronaca. Di conseguenza ho cercato di immaginare nella mia mente questa pianura padana, proprio queste nostre colline. Nel fondo ho voluto sottolineare la bella addormentata, una montagna, una pedemontana nostra molto, molto viva, ecco, forse poco conosciuta ma molto interessante, dove appunto si vede questa donna, e i nostri paesi e questa pianura che però, se vista da distante, può assomigliare un po' anche al fiume Piave. Quali sono le emozioni? Prima di tutto sapere che quest'opera finirà nella sala consigliare del nuovo municipio di Pieve di Soligo e che sia stato proprio te a realizzarla. Io devo ringraziare tutti perché è proprio vero che con la determinazione e soprattutto credendoci nelle cose nulla è impossibile. Una persona che per 18 anni ha fatto tutto un altro lavoro, trovarsi a mettere nel proprio paese, tra l'altro un comune eccezionale, nel municipio appena costruito, appena restaurato, un'opera nella sala consigliare di 40 metri quadri. Pensate che 40 metri quadri è un mini appartamento, cioè uno vive in 40 metri quadri. Ecco, avere la possibilità, e qui devo ringraziare il sindaco, la giunta e tutti coloro che mi hanno dato fiducia. Ecco. Quanto ci hai messo per realizzarla? Allora, la pittura è stata molto lunga perché è molto materica e ho voluto anche diversificare, ci sono dentro 1000 tonalità di colore, però poi non dobbiamo dimenticare un gran studio legato a quella che è la storicità, tutto quello che è la storia e tutto quello che poi è anche il riuscire a intersecare i personaggi, perché una cosa, Andrea, che non ti ho detto, che questi personaggi raggruppano tutti gli aspetti, diciamo, tutte le varie classi sociali e tutte le varie attività che ci sono state si inizia con Predi Blaveno nel 1200, che era un frate, la prima testimonianza nella Pieve, per passare agli industriali come Alfredo Battistella, per tornare a tutti gli artisti, ne abbiamo tantissimi, soltanto questo gruppo è pieno di artisti, e poi fatto come Raffaello. E ho voluto omaggiarmi, ecco, di mettermi, ecco, speriamo che sia di buon auspicio, ecco, insieme allo zio, questo mio prozio, che è stato un artista del ferro battuto, non solo. Ecco.